È da un po' che ci lavoro e sì, per carità, ho fatto andare d'accordo 5 pitbull con un cucciolo di pecora, un agnellino proprio di un mese e qualcosa, e un cucciolo di cinghialotto, ma il felino è diverso per la Amy, vero Amy? Dopo anni di attenti al felino, però adesso no, si annusano. Ovviamente lo sto facendo tutti i giorni perché il trucco è disabituarla, nel senso abituarla al gatto, e quindi il gatto non deve essere più interessante, deve essere una cosa normale, quotidiana, almeno quello lì. Ho sempre lavorato così con loro, con l'abitudine, un po' alla volta. Era il Tiger Cat, hai visto? Il Tiger Chettino, eh? Sì, il Tiger Chettino, vedi? Con l'abitudine, piano piano, vedi? Un giorno così, un giorno colà, hai visto? È il Tiger Cat, eh? Che bello il Tiger Cat, Che bello, hai visto? È il Tiger Cattino. Basta Amy, basta, ti vedo adesso un po' troppo. Era una fase di accensione dove lei, che la conosco da 15 anni, poteva partire a giocare, ma anche altro, quindi ho visto la fase di accensione, basta, stop. Una scioretta che fa van life. E mi affasso qua perché devo aspettare di andare dal meccanico con una sospensione ad aria che si sgonfia. Qualcuno che vuole le sue pappe? Chi è quel qualcuno? Chi vuole le sue pappe? Dammi pappe, Dio uomo. E pronti qua dal meccanico che Ario, anche a lupa, colpa mia, sa comprare il camper, però mi ripeto, non c'è mai commissione su sti camper, porca miseria. Ok ragazzi, è un soffietto, beh sono parecchio vecchi, guarda 20 anni ormai. E io ho contattato intanto la fabbrica, ringraziando Dio c'era scritto il nome qua adesso mando le foto dei soffitti alla fabbrica, anche perché non siamo riusciti, il problema è che non siamo riusciti a trovare il codice, probabilmente c'è dato su quell'antirombo, non lo so, qualcosa, e basta, in qualche modo le facciamo arrivare e montiamo. Guarda una cosa bella di Alessia, sì, no i cacchi, no, fai i cacchi, è una persona, come fai a fare i cacchi? Mi ha portato un cacomela perché sa che a me piacciono tanto, e anche bello maturo, perché lei sa che a me piacciono belli maturi. Mi ha portato anche le foglie perché sa che sono un po' un maniaco dell'esteta, vabbè, lascia stare. sono un impiastro, ma prendilo come input anche per te, per andare d'accordo con le persone, con i tuoi familiari, con i tuoi amici, eccetera. Cioè, quando fai una cosa per loro, entra nel loro mondo, cerca di capire cosa veramente gli fa piacere e loro saranno contenti non tanto solo perché gli hai portato una cosa che gli piace. Quindi io non è che sono tanto contento solo perché è un cacco e mi piace il cacco, ma perché qualcuno ha fatto una cosa pensando al mio benessere, cioè l'intento era quello di farmi felice, non di regalarmi una cosa, hai capito? E forse no, non riesco a spiegarla, però dai, fatemi sapere se l'avete capita. Cioè, se mi regalava un braccialetto non è che ero tanto contento, capisci? Ma del cacco non voglio riuscire a spiegarla sta roba, se no mi viene nervoso, Dio caro. Il cacco è un modo di dire ci tengo a te, ti ascolto la tua essenza, ascolto la tua vita, ok? Non solo le tue parole, e quindi so quali sono le cose che ti piacciono, che ti fanno piacere. Quindi anche il gesto, non so, invece di farmi trovare a tavola il cacco, di portarmelo come una cosa appunto separata, vuol dire tanto. Come non so, hai un amico, un parente che è appassionato di nocciole, faccio un esempio assurdo, non so, tu vai in ferie, passi per il Piemonte, gli porti le nocciole del Piemonte, cioè è un modo di dire anche ho pensato a te, hai capito? Cioè ti considero. No, non sono ancora convinto di averla spiegata. Saluto anche, non mi ricordo neanche il nome, quelli dove ho acquistato online le sospensioni, che mi fanno, ma io sta voce la conosco. So, da una parte è piacevole, dall'altra no, non è che mette imbarazzo ste robe della gente che mi ferma, eccetera. Più di qualcuno mi ha anche chiesto l'autografo, ma il fatto che veramente io non voglio sminuire, per carità, ringrazio sempre, però voglio veramente ripetere per l'ennesima volta che io sono un pirla come tutti gli altri, hai capito? Il fatto che magari vedi uno nello schermo lo ingrandisci, in realtà no, cioè devi imparare a pesare le persone per quello che sono.
Cioè, un conto magari dici, oh, sono felice perché quella volta hai parlato di quel personaggio, oppure hai fatto quel pensiero che concordo, anch'io l'ho pensato. Ma il fatto invece che ti ho visto su YouTube, ma non, su YouTube può andarci chiunque, hai capito? Quindi sì, vorrei un attimo demitizzare tutta la classe di noi YouTuber. Io per fortuna non lo sono, anche perché uno YouTuber è un dipendente di YouTube. Da un anarchico come me, essa dipendente parte più di YouTube, ok? Che aspetta che intanto verso il caffè, è una delle manette più potenti che il sistema, in questo caso il sistema economico, ok? Perché i poteri forti certo esiste eccetera, ma è appunto il sistema economico, è una cosa molto complessa da spiegare, non posso riassumertela così. Ho perso anche il filo perché, come dice sempre Alessia, voi maschi non siete multitasking, ossia non potete effettuare più operazioni o ragionamenti contemporaneamente, probabilmente anche la sono gattosa. Comunque stringi, volevo dire che è un ragionamento che certo non posso riassumere così in 2 o 3 proposizioni, però in sintesi YouTube è una grande parte, soprattutto iconicamente, del sistema che ci schiavizza, del sistema economico, in quanto su YouTube tu devi uniformarti a uno certo standard, hai capito? Quindi devi venderti, devi sminuirti, devi indossare una maschera, prima di tutto per non essere bacchettato, e poi, cosa infinitamente peggiore, per compiacere, hai capito? Perché se no non fai like, se no non fai i soldi, hai capito? Quindi non puoi essere te stesso. Per quello ci sono gli YouTuber, quelli che vanno in montagna, che fanno tutti i video uguali, piuttosto che il sensazionalismo del serie te smonti un tocco in tua macchina, abbiamo distrutto tutto, devastato tutto, porco Dio. Oppure quelli che mollano tutto, no? Per stare 3 giorni qua amorosa fuori a casa e dopo torna a capito? E io per fortuna non ho questi obblighi, quindi non sono assolutamente uno YouTuber, anzi a seguito di questo ragionamento direi che dare dello YouTuber a Singano è una grandissima offesa. Poi ovviamente ci sono cose che non possono essere spiegate in un video, soprattutto in un attimo, una frazione, in un minuto, ok, di registrazione. Pertanto andranno capite, digerite, assimilate pian piano col tempo, capendo, interpretando il personaggio, hai capito? Un po' come dire il concetto della liberazione dai condizionamenti mentali di Krishnamurti. Faccio un esempio, non è che tu leggi un suo testo e dici ah ok, ho capito, no, è tutta una filosofia, o meglio un'interpretazione, ok, di questo suo concetto che va al di fuori dei nostri standard di pensiero, al di fuori delle nostre abitudini. Pertanto non te puoi capire, mentre seguendo quella strada col tempo inizi a intuire, a capire, a collegare i vari pensieri di vari pensatori, filosofi, psicologi che percorrono quel cammino, e allora inizi a collegare i puzzle e a capire cos'era questo condizionamento che parlava Krishnamurti, così come capirai cosa sono i veri poteri forti che realmente esistono, che si potrebbe anche saperlo. C'è chi è stato ucciso perché ne ha parlato di questo, e era giornalisti anche molto famosi, voglio dire. Non che se complotti, nessuno vuole uccidere nessuno, anzi non che conviene in termini economici, più siamo meglio è, anzi più spendiamo meglio è, non tanto il più siamo, più spendiamo. E basta, non aggiungiamo altro, se no non arriveremo a nulla, ok? È un discorso che non puoi riassumere così, è molto complesso. Però se te ga fretta, perché chissà quando lo spiegherò, aspetta un attimo, eccomi qua e eccolo qua. Allora, Scritti Corsari di Pierpaolo Pasolini è una raccolta di vari suoi pensieri, lettere, articoli di giornale, soprattutto articoli di giornale che lui pubblicava. E in molti di questi articoli è ben spiegato questo sistema dei poteri forti, ma non così tramite illazioni, ossia tramite supposizioni infondate. No, prenditelo e leggilo. Laici scendevano in pigiama per le scale per aiutare i prigionieri, facevano le bende con lenzuola e i cittadini attoniti
fingevano di non capire niente per aiutare i disertori. E chi scappava in Occidente Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. E i commercianti punici prendevano sentieri di montagna per evitare i doganieri ed arrivare in Abissinia. La Cina era lontana, l'orgoglio di fantastiche operaie che lavoravano la seta, le biciclette di Shanghai. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare.